Sul piano di rilancio del Nuorese, il cui iter è iniziato 2 anni fa, ma che si trova ancora in una fase interlocutoria con progetti ancora all'esame della commissione istituita dalla Regione, si registra la presentazione di un'interrogazione in Consiglio regionale da parte di Luigi Crisponi, esponente dei riformatori, che chiede al Presidente della Regione Francesco Pigliaru perché i piani di rilancio relativi all'Ogliastra e alla Gallura siano addirittura d'arrivo, abbiano sorpassato quello del Nuorese, ma anche per appurare se vi siano state disparità nel trattamento istruttorio fra i 3 piani. L'occasione per chiedere notizie sul piano di rilancio del Nuorese alla Giunta regionale è stata offerta dall'annuncio che il 29 marzo si riunirà a Nuoro la cabina di regia, diretta proprio dal neo assessore agli affari generali Filippo Spanu. Una riunione che secondo il consigliere Crisponi va ad aggiungersi alle tante altre finora svolte che non hanno portato a risultati concreti. Le imprese e i comuni attendono anche di conoscere a quali torture amministrative dovranno ulteriormente sottostare i fortunati 10 progetti individuati dalla Regione, quali destinatari delle risorse previste dal piano di rilancio sui 146 complessivi che avevano presentato istanza di finanziamento, scrive Crisponi. Per l'esponente dei riformatori, la riunione della cabina di regia sarà comunque l'occasione per verificare la promessa fatta a suo tempo dal Presidente Pigliaru e dall'assessore Raffaele Paci che a fronte di progetti effettivamente esecutivi le risorse rese disponibili per il Nuorese, pari a 81 milioni di euro, sarebbero potute anche aumentare. Di certo, conclude Crisponi, nel Nuorese l'unica cosa che cresce è il diffuso malcontento nei confronti del governo regionale, unitamente alle molteplici preoccupazioni per la cronica mancanza di finanziamenti e per l'asfissia in cui oramai versano imprese e amministrazioni locali.